Siamo con Gianfranco De Ferrari, presidente della Finnuoto, e, insomma il calcio si accorge anche del nuoto e della pallanuoto. Per questo noi è un grande onore, è un gran piacere intanto partecipare, anzi è l'occasione per portare i saluti della presidenza nazionale della nuova federazione nuoto e a livello regionale, perché io non sono presidente, sono dirigente romano, sono romano. È veramente un piacere avere un riconoscimento dal calcio. Naturalmente questo calcio, non vorrei dare onore alle nostre società con ASD, ma comunque sia, mi auguro che siano altre occasioni per essere presenti a questa cerimonia. Naturalmente ci abbiamo da fare, noi abbiamo problemi di impianti che vorremmo utilizzare i vostri, però cercheremo la federazione è intenzionata sempre avere tanta attività e costruire impianti per il nostro sport. Per essere qui stasera è veramente un grande piacere, ringrazio la Baiardo per questo riconoscimento a una società che direi è la più titolata direi al mondo, perciò per noi è doppiamente un grande onore e un grande piacere. Avere la Prodeco come società più titolata nel mondo per l'Italia è un gran vanto, peccato che non tutti se ne accorgono in Italia ma soltanto in alcune regioni. E questo è un grande handicap che portiamo, perché noi ci chiamano sport minori, però siamo fieri di portare al nostro paese questi successi attraverso le nazionali della federazione e i club che sono oltre importanti perché riescono a conquistare titoli che non è facile. Grazie.